Senti Antonio, prima si parlava di Scunizzi, questo musical dei record. Quante repliche hai fatto tu con Scunizzi? Circa 300. Però se parli qua ti sentiamo. 350 circa. Ecco, ma noi del pubblico ci domandiamo, ma un attore che fa ogni sera la stessa cosa per 350 volte non si scoccia un po', non si annoia? Assolutamente no, ogni sera cerchi di trovare qualcosa di nuovo. Perché il teatro ogni sera ti dà una... certo. E ci volesse fare una canzone di Scunizzi, la volete? Quale vogliamo fare? La città di Pulcinella la conoscete, no? Così la cantiamo tutti insieme. E vedi tu la canti con lui? Certo. Ma va, allora Marianna Corrado e Antonio Rocco insieme con La città di Pulcinella. E poi tutti insieme. Al centro, Marianna, al centro. Se no fischia tutto qua. T'accompagna vita via, solo a te che sei da me, e te porta per quartiere, ando sola non sapere, ma sapere tutto il resto, e sarà con il finestre, e capisce com'è bella la città di Pulcinella, com'è bella, la città di Pulcinella, com'è bella, la città di Pulcinella. Ma dispiace solamente che all'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno a mano che fa dieta, che non tiene una coscienza e non tiene un rispetto, come fanno figlia giorno quando la sera vindoletta, quando la sera vindoletta, quando la sera vindoletta. Sembra che non viene detta, verso il 5 della mattina, quando il traffico permette, è permessa tutte cose, non perché ti non dritta, ma perché sei sempre fatta e soltanto battispietta, e soltanto battispietta, e soltanto battispietta, ma dispiace solamente che all'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno, diciamo a chi mi scorna, che nessuno può fare niente, c'è su gamma caramella, come dolce e come bella la città di Pulcinella, come dolce, come bella la città di Pulcinella, come dolce, come bella la città di Pulcinella. E che sono musicale e mi sento fortunato, canta sola e canta questa bella serenata, e perché sono innamorata, perché forse ci sono nata, ma venite con me bella la città di Pulcinella, com'è 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 bella la città di Pulcinella. Grazie. Allora, vi ringraziamo noi, Tommaso Scarpato, e soprattutto vi ringrazia Volla. Oh, quanto siete belli, finalmente ci guardiamo in faccia, io non vedo nulla. Antonio, ci vediamo in televisione, no? A Via Caraccio, vi aspetto, poi quando cominciamo faremo una puntata speciale su Roberto e ci sono anche delle sorprese, poi ve le comunico. Grazie. A presto.